parte con Monza che metterà in moto il pallone per il primo servizio di questo incontro, l'errore al servizio di Diego Frascio che dunque consegna. Everill, statunitense, corto il servizio, lo riceve però bene Sani, dunque si creano le condizioni per il buon primo tempo per andare a indirizzare questo primo set in maniera definitiva. Cortesia forte su Gaggini, Cacioppa lontano dai 3 metri, l'attacco di Spark con il lob, la palla è a terra, il punto Beretta, potente verso Mosic, Abaev il primo tempo di Zingel, la chiude Verona sul 25-18 con il primo tempo di Aiden Zingel, si cambia campo, 1-0 Verona. Buone percentuali in attacco per Verona con il 50%, anche per Monza con il 52%, però ovviamente la differenza l'hanno fatta Muri e Ace. Intanto il Muro da parte di provare qualcosa di diverso, perché insomma se così non va cambiamo gioco, e pubblico che sotto questo punto di vista ha avuto ragione. 15-12, però questo secondo set sembra avere una storia leggermente diversa rispetto a quello al primo set. Intanto Martiglia deve palleggiare Gaggini, l'attacco di Frascio al muro di Verona, Zingel, Murone, +4. Morale quando questi palloni finiscono nella metacampo avversaria. Gaggini in ricezione, Cacioppa indietro verso Martiglia, il muro, il doppio tocco, la palla infatti viene Sani dietro la linea dei 9 metri, potente al servizio su Gaggini, buona ricezione Cacioppa verso Frascio, la diagonale su D'Amico, il punto numero 20 per Monza, mosso da Monza con Martiglia che va con il servizio potente su Mosic, ancora un buon lavoro in ricezione, attacco di Zingel in primo tempo, il muro di Monza si continua, Keita, Murone di Monza, Mosic con il suo servizio sempre a posto 1, stavolta va corto Mosic, Cacioppa all'indietro, Spark, bel lavoro di Cacioppa, fortissimo Mosic verso Martiglia che se la cava, Cacioppa verso Frascio, Martiglia ancora con il bugger, Cacioppa per Frascio, bel attacco tra le mani del muro, 12 per Monza, Cortesia, potente verso Frascio, Cacioppa all'indietro, gran palleggio di Cacioppa verso Spark, perfetto, proprio Sani con la palla che potrebbe valere il match. Sani va forte su Gaggini, la palla che torna di qua, Abaev, Zingel per chiuderla, vince Verona, vince 3-0 la formazione di casa, successo netto senza alcuna discussione, vince Verona 3-0.